una grande soddisfazione. Dare troppo per scontato certe volte non funziona bene, quindi chi diceva il centrodestra vincerà, io ho sempre detto dobbiamo andare a votare, ce l'abbiamo fatta, abbiamo consolidato la leadership del centrodestra in questa regione. Lunedì mattina c'era anche un po' di tensione, no? Perché non andavano i cittadini. Beh, insomma, questo dell'astensionismo è una cosa su cui dovremo lavorare, perché una parte dei cittadini oggi si è disaffezionata alla politica, ma Alberto è giovane, insieme a noi costruiremo quei processi anche partecipativi che consentano alle persone di sentirsi coinvolte in un nuovo Veneto, che è quello che nasce dopo Luca Zaia, dopo 15 anni di straordinario lavoro di Luca Zaia, che infatti ha costituito un traino per la Lega e che quindi sommato al traino per avere il candidato governatore ha fatto raggiungere loro uno straordinario risultato. Onore a loro e complimenti a loro per il risultato. Senta Stefano, che cosa vi siete detti? Bah, io gli ho fatto i complimenti, credo che fosse il minimo sindacale, visto che la straordinaria percentuale che ha fatto sopra il 60 è anche quella del suo partito, quindi si meritava i complimenti. Ecco, ci sarà comunque un gran lavoro da fare in regione. Quali sono gli obiettivi per Fratelli d'Italia? Beh, gli obiettivi noi sono di essere utili, di consolidare, di continuare a cementare la nostra crescita. Abbiamo raddoppiato i voti rispetto al 2020, quindi la dimostrazione che ci siamo, che oggi siamo protagonisti e che sappiamo che abbiamo gli uomini e le donne per fare molto bene.